$2.300, Speech. Vuole caramelle o gettoni? Preferisco che mi dia dei gettoni, grazie. Va bene. Buongiorno. Non so che pensare. A chi pensare? È la terza lettera che ricevo. Certo è che sta esagerando. No, non sono affatto tranquillo. Va bene, d'accordo. Ciao, Smeralda. Dottore, ho sistemato tutto. Se non c'è altro io vado via. Vada pure, Santoro, chiudo io. Dovrebbe prendersi un periodo di riposo. Lei è esaurito. Vuole che le ordini un caffè? No, grazie. Allora, dottore, ci vediamo stasera. Arrivederci. Arrivederci. Si fermi alla farmacia, per favore. È solo un momento. È chiuso. Ma dottore, vorrei solo dei cachet. Sia gentile. È chiuso, mi dispiace. Se ne vada. La signori, se preoccupi che mo partiamo. Aiuto! Aiuto, venite! Correte! Un delitto in una cosa strana!
Ah, signori, che c'è? Ma che è successo? Mio Dio, che orrore. Chiamate un'ambulanza. Non serve più ormai, chiamiamo la polizia. Ah, signori, andiamo via. È meglio andarsene, se no so dolori. Perché l'hanno ucciso? Una rapina? Ma non lo so. Tango, la grande guerra, i cadaveri nel fango per un po' di terra, lì da Borelli, con le mani nei capelli, ed una rosa in sen, Tabarelli. Devo ammettere che è la donna giusta. Per gli orecchi a parafango. Sta per finire, vieni, andiamo di là. Ma forse è meglio che ti aspetti qui. No, no, vieni. Occhi chiari, si spiava Matari, che fu colpita al seno. Tabarè. Senti, a me non va di... Sbrigatela tu. E rompipalle. Dai, che questa prima o poi ce la facciamo. Come ti pare che sia andata? Bene, come sempre, no? Buonasera, Mara. Oh, buonasera, Michele. Come va? Ci vediamo dopo, eh? Ah, bravo. Grazie. Carlo, è un sacco di tempo che non si fa vedere. Sono stato fuori. Allora, Mara, ha letto il copione? No, non ho ancora fatto in tempo, dottore. Vedrà che le piacerà. Poi Carlo ha buttato giù delle belle scenografie. Ah, sì? Siete sempre modesti voi due, eh? Io non vorrei insistere, ma devo mettere su il cast. E quindi, veramente... Va bene, mi venga a trovare la prossima settimana. D'accordo? Ci può contare. Arrivederci. Senta, Mara, noi ci teniamo alla sua partecipazione. In particolar modo io. Così, mi piace la sua faccia. Lei corre un po' troppo. Lucas! Ma guarda, guarda chi si vede. Non hai perso le cattive abitudini a quanto vedo. Ah. Quanto tempo, eh? 6 mesi, forse 1 anno. Non me lo ricordo più. Sempre libera e cinica, mentre il mio cuore straziato grondava. Ma che ti sei messa a fare adesso, i fumetti? Che buffone. E se io non volessi? Pazienza.
Sempre lo stesso sapore, È toscano. Adesso mi devo spogliare, perciò vattene. Eh già, tanto non ti ho visto mai. Fila. Non si può fumare qui. Oh. Mm? Sei pronta, Mara? Momento. Ce l'hanno proprio tutti con te, eh? Paolo, scusami, ma stasera non posso venire. Ma avevamo un appuntamento, te ne sei dimenticato? No, però non posso perché devo parlare con lui. La tua libertà prima di Mhm, tutto, non è certo. così? Ti aspetto fuori, eh? Arrivo subito. Scusami, Paolo, eh? Ciao. Non saliamo a bere un whisky? No, eh?
Ciao. Fine della fumata. Dai, prendi le valigie, non fare lo scemo. Ehi, dico, di là potrebbe esserci la signora Carman. Con quella faccia. Che pagliaccio. Beh, allora che cosa aspetti a dirmi se posso restare? Sì, certo. Le valigie. Ah, le valigie. È rimasto tutto come prima, compreso il puzzo del toscano. Ehi! Allora, ti sei decisa? Sei venuta a vivere con me finalmente? Non ti preoccupare. Diciamo che ho solo bisogno di un rifugio, niente di più. Non me la racconti giusta. Che ti succede? Sono in pericolo. C'è un assassino che mi vuole uccidere. Ah, mi hai preso per un commissario. Bene, vuoi dirmi la verità, tutta la verità? E piantala, non ho voglia di scherzare. Vabbè, dimmi tu. Lucas, lasciamo perdere. Perché non metti un po' di musica? Pensi che ci metteremo molto? Ma no, è questione di 5 minuti. Buongiorno, signor Carman. Buongiorno. Buongiorno. Che strano tipo il tuo vicino di È la casa. prima volta che lo vedo con una donna. Ah, sì? Boh, fatti suoi. Appena 3 giorni fa Dezza mi aveva telefonato. Sembrava preoccupato, stanco. Voleva vedermi, ma non ha fatto in tempo. Ed è finito in quel modo orribile. Non preoccuparti eccessivamente. Potrebbe essere soltanto una coincidenza. Sì, coincidenze. E quelle strane telefonate che ricevi sempre? Non è la prima volta. Col mio lavoro, cara Smeralda, è più che normale farsi dei nemici. A meno che qualcuno non stia cercando di farci paura. Qualcuno che sa. Pronto? Ma chi parla? Ma insomma, chi è all'apparecchio? Hanno chiuso. Di nuovo quegli strani rumori. Anche adesso continui a credere alle coincidenze. Non lo so. Non lo so. Insomma, lei non ha idea di chi possa essere. No, no. Forse è soltanto un burlone. No, no. Troppa insistenza, troppo impegno. Parole sibilline, suoni confusi, lamenti, rumori. Insomma, qualcuno che mi ha preso di mira. E lei ha registrato tutto. È mia abitudine, deformazione professionale forse. Per questo sono venuto qui. Sono venuto da lei perché è un esperto. Pensa di riuscire a decifrare qualcosa? Dipende dalla frequenza, non dovrebbe essere difficile. Quanto tempo le ci vorrà? Senta, io sto andando allo stabilimento, potrebbe venire con me. Che ne dice? Ah, molto gentile.
me hanno tutte la stessa frequenza. Proviamo con un filtro ad ottave. Vai da 0 a 40. Vai fino a 80. Un momento, qui ci sono dei passi, riversa. Vai da 80 a 160. Riversa. Quest'ultimo rumore potrebbe essere una rotativa o un inceneritore. Prova ad andare oltre 1000. Niente da fare, va, riascoltiamo. Di che razza è? Non so, può essere un lupo. Ingegnere? Per me questo è un Doberman. Questi suoni le dicono niente? No, non credo. Dovrei pensarci, forse. Ci pensi bene. Quei suoni non le risultano prodotti in un ambiente di sua conoscenza, non so, li vuole risentire? No, preferisco di no. Io devo scappare. Mi scusi, ma non mi sento troppo bene. La ringrazio. La ringrazio molto. Se ci dovessero essere delle spese... No, lo consideri un gesto di buon vicinato. Grazie. segreteria telefonica di Giovanni Bozzi. Sono momentaneamente assente. Parlate pure. Sono Smeralda, ti prego, ho bisogno di parlarti urgentemente. Chiamami subito appena ritorni, mi raccomando.
Beh? Non ho trovato che questi. Le altre 3 cambiali me le deve rinnovare. No. Basta con i rinvii, scusi. Ecco. Queste 3 o me le paga entro la fine del mese o le metterò all'incasso. Con gli interessi che mi prende, potrebbe anche aspettare. Ho sempre pagato io, mi pare. Sì, lo so, ma sempre pagato. Ma questa volta non posso aspettare. A proposito, discrezione. Non vorrei perdere il lavoro. Chiaro? Col mestiere che faccia non potrei avere la lingua lunga. All'inseguimento. I rapinatori hanno fatto perdere le loro tracce. Posti di blocco sono stati istituiti immediatamente in vari punti della città, ma finora senza esito. I banditi hanno agito a viso scoperto, con precisione e determinazione. Secondo la polizia si tratta di una banda ben organizzata e non certo alle prime armi. Sull'entità del bottino non è possibile per ora dare indicazioni precise, anche se si parla di una cifra rilevante. Ed ora un'altra notizia di cronaca. Questa mattina una donna di mezza età, Smeralda Messori, è stata trovata uccisa nel proprio appartamento. L'assassinio della donna presenta sconcertanti aspetti di sadica violenza che fanno pensare ad una barbara vendetta. Nell'appartamento, fra l'altro, non si sono riscontrate manomissioni. Ma guarda che... Ma come si è messo? Che imbecille. Un momento, adesso come faccio a passare? Che succede? Buonasera. Buonasera, signorina. Non riesci a passare? Ecco qua. Stiamo aspettando i comodi di questo stupido. È pure chiuso. Forse ce la fa. L'ultima volta che l'ho fatto ci ho rimesso una fiancata. Posso provarci io? Senza danni? Senza danni. Piano però, Mi raccomando.
cercato di uccidermi. Là, in macchina. Mi dispiace, ma è me che cercava. Su, vatti a riposare, meglio. Allora, signor Bozzi. Non so cosa dire e non posso rivolgermi alla polizia. Tenga, questa è la registrazione dell'ultima telefonata. Sì, ma qui non si tratta più di scherzi telefonici. Hanno cercato di ucciderla. Queste sono cose che riguardano solo me. Non è possibile che lei non abbia dei sospetti. Non si corre il rischio di essere ammazzati senza una ragione. Lei dimentica lo strano mestiere che faccio? Lo so, lo so. Bene, tolgo il disturbo. Siete stati molto gentili. E mi scuso tanto se ho recato soltanto delle noie. Se ha bisogno di qualcosa non si faccia scrupoli. Grazie. Buonanotte. Pronto? Bozzi? Ora tocca a te. Farai la stessa fine dei tuoi amici. Finirai come The Town. Dai, basta, Lucas, andiamo di qui. Sì, aspetta un momento. Ti dicono niente questi rumori. Ascoltali. I Doberman. Ti ricordi? Il tempo non ha cancellato nulla. Aspetta un po'. Devi capire. Ti dispiace farmi risentire quella voce? I Doberman. Ti ricordi? Il tempo non ha cancellato nulla. Devi capire chi ti colpirà. Bozzi. Spiega. Ripeto. Ti ricordi il giorno in cui sono arrivata a Roma? Io quella mattina stessa sono andata in farmacia, quella dove poi hanno ammazzato quell'uomo. Mi pare si chiamasse De Zan. È chiuso, mi dispiace. È chiuso. Vabbè, è chiaro che l'assassino t'ha preso di mira. Ha paura che tu lo possa riconoscere. Che genio. Fino a qui c'ero arrivata anch'io. Perché non l'hai detto subito? Ah, ma allora non scherzavi. Ma perché non ti sei rivolta alla polizia? Ma perché sarebbe stato inutile, Lucas. E poi io odio tutte quelle domande della polizia. Insomma, voglio fare come mi pare. Sì, sì. Certo che se le cose stanno così l'assassino non ti molla, sei proprio nei guai. Oh, ma adesso nei guai ci sono anch'io. Ho capito, va bene. Allora me ne vado. Ma dai, Piantra, le scenate non ti si addicono. Piuttosto riascoltiamo questa roba, su. Non ti rimane che attendere. Devi pagare. Non potrai sfuggire alla mia giustizia. Sono Smeralda, ti prego, ho bisogno di parlarti urgentemente. Smeralda. Chiamami subito appena ritorni. Non è la donna che hanno assassinato l'altra notte? Aspetta un momento. Ho l'impressione di averla già vista, fammi dare un'occhiata. Ma ne sei sicuro? È la prima volta che sento questo nome. Eh beh, è qui che l'avevo vista. Smeralda Messori. Non mi ero sbagliato, eh? C'eri anche tu. Ma sì, certo. Era con Bozzi sul pianerottolo. Aspetta. De Zan, Messori, Bozzi, telefonate minacciose, tentativo d'omicidio dell'unico testimone. No, guarda, qui è meglio andare alla polizia. Ma perché? Perché? Come? Tu vedi l'assassino in farmacia e non dici niente. Tentano di ammazzarti in casa tua e non dici niente. Se incappi nella polizia, il minimo che ti capita è una denuncia per reticenza. Appunto, siccome nei guai ci sono, ci rimango. Sì, ma ti scordi che stai rischiando la pelle. Io non so più cosa fare. Mi scusi se l'ho fatta attendere. Ero al telefono. Io ero un amico di sua zia. Lei è qui? No, sono arrivata stamattina da Padova. Mi dispiace molto per quello che è successo. Che cosa terribile. Senza alcuna spiegazione. Pensi che assurdo. Un altro nostro amico, un farmacista, è stato ucciso durante una rapina.
Il dottor De Zan. Forse sua zia gliene ha parlato. No, credo di no. Del resto non parlavamo molto noi due. L'ultima volta che sono venuta a Roma poi non mi è riuscito neanche di vederla per via di quel processo. Quale processo? Ma sì, non gliel'ha detto mia zia che è stata giudice popolare in un processo? No, veramente non ci vedevamo molto da qualche tempo. Senta, mi scusi. Mi dispiace, è chiuso. Sto cercando la signora De Zan. Sì, sono io. Cosa desidera? Vorrei rivolgerle qualche domanda. Lei è della polizia? Diciamo che ho buone ragioni per trovare l'assassino di suo marito. E penso che lei possa essermi d'aiuto. Quando mio marito tornò dalla prigionia col Peretti, un grossista di ceramiche, non era più lui, era già un uomo stanco. Abbiamo vissuto per molto tempo al nord, poi all'incirca un paio di anni fa ci siamo trasferiti qui a Roma, dove ha rilevato la farmacia. Ma non capisco a cosa possano servirle queste notizie. Ritiene che suo marito avesse dei nemici? No, nemici lui, è impossibile. Era stimato da tutti, era un uomo integerrimo come pochi. Pensi che ha fatto parte di una giuria popolare in un processo. Giuria popolare? Sì, quale processo? Processo Ferrante, mi pare. Sì, Ferrante, ne sono sicura. Anzi, mi ricordo che ne era rimasto molto scosso. Ma perché? È una cosa importante? Forse. L'ho trovato finalmente. Ecco, vedi, qui c'è dell'altro. Ferrante è evaso 3 mesi. Evaso. Oh, porca Eva. Si accomodi, il signor giudice l'aspetta. Prego. Prego. In che cosa posso esserle utile? Vorrei informarla di alcuni fatti che ritengo estremamente gravi. Mi dica. 2 anni fa una giuria popolare condannò a 15 anni di reclusione un imputato di omicidio, Pasquale Ferrante. Ah, sì, ricordo. Fui io a presiedere il processo. Mi pare però che il Ferrante sia evaso qualche mese fa dal carcere del Lucciardone. È ancora latitante. Per questo sono qui. 2 dei giurati che l'hanno condannato sono stati uccisi. Biagio De Zan e Smeralda Messori. Ah, sì, me lo ricordo. Non solo, un terzo giurato, Giovanni Bozzi, è stato minacciato di morte. Ho ragione di credere che si tratti di una vendetta, forse anche gli altri giurati, forse lei stesso. È in pericolo. È assurdo. Ricordo perfettamente l'imputato. Si proclamava innocente e giunse persino a minacciare la corte. Ma mi creda, è un fatto abituale. Sa, l'emozione del momento, la rabbia. Comunque la ringrazio della sua segnalazione. Dirò al mio ufficio di informare la polizia perché prenda le misure del caso. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Oramai sono mesi che non lo vedo. Lo dico un giorno alla polizia, un giorno ai carabinieri. Io non so niente di mio marito. Non so dove sta, che fa. Ho capito. Pasquale non è geloso. Ma lei che vuole, eh? Perché cerca mio marito? Ma lo lasci perdere, ne ha passate già tante, poraccio. Senta signora, non deve avere paura di me, le parlerò molto francamente. Mi ascolti.
Io non ho nessuna intenzione di denunciare suo marito, glielo dica. Lui può fare quello che vuole, ma lasci in pace la mia donna. Non ha visto niente e non dirà niente. Per me quello è un carabiniere. No, li conosco bene io. Tutto bene, signore? Sì, grazie, molto bene. Ma tu pensi veramente che ci lascerà in pace quel Ferrante? Sì, certo. E se non fosse lui l'assassino? Mi sono letto tutte le cronache del processo. E lui non ci sono dubbi, anche perché è l'unico che poteva avere un motivo valido per uccidere. Oh, porca. A che pensi? Lucas. Non è lui. Ma lui chi? Ferrante. Non è lui l'assassino. Se De Zan e la Messori sono stati uccisi dalla stessa persona, questa non può essere Ferrante. Perché De Zan, il farmacista, è stato ucciso a coltellate. Però la perizia medico-legale escludeva che l'omicida fosse Mancino. E allora? Semplice. Ferrante è Mancino. E tu che ne sai? Quando sono andato a casa sua, c'erano 2 tazzine di caffè messe nella stessa posizione. Lui era in casa, me ne sono accorto. E la moglie ha bevuto il caffè davanti a me con la mano destra. Ma sì, ora mi ricordo, era chiamato il Mancino. Ah, e così siamo al punto di partenza. Già. Senti, vai avanti tu. Io devo parlare un momento con Bozzi. Cercavo il signor Bozzi, abita qui? Credo che non sia in casa, non risponde. Se vuole può provare più tardi, forse lo troverà. Non importa, ripasserò domani. Buongiorno. Signor Presidente? Senta, Presidente? Presidente? Ingegnere, cerchi di capire. Ho bisogno della sua presenza. Il cliente ha insistito tanto. Vuole che lei sia presente al missaggio. Te l'ho già detto, De Maria. Per qualche giorno non esisto per nessuno. Te la devi cavare da solo. Ho capito. A presto. Arrivederci, ingegnere. Sta buono che non è niente, tu pensa soltanto a guidare. Ferrante. E non fa mosse sbagliate, capito? Aspetta, lascia che ti spieghi. Il fuoco nella strada gira a destra. Senti, io... Siamo quasi arrivati. E dai, muovete! Non t'agitare.
tranquillità che appena si fermammo fammi i conti, brutto zozzo. Potevamo rimanere giù allo stabilimento. Ci andrei a finire giù, non avevo paura. Che sei venuto a fare a casa mia? Perché mi hai attirato addosso tutta la polizia? Chi sei? Stammi a sentire, stronzo. Io credevo che tu avessi ammazzato tutta quella gente, poi mi sono reso conto che tu non c'entri niente. Qualcuno ha cercato di incastrarti. Eppure a me. E mo lo dici adesso, figlio di una puttana. Guarda che solo io ti posso aiutare. Avanti, cammina. A me non mi freghi, sa. Aspetta un momento. Ma che sei pazzo? Salta! Ma lo vuoi capire che non ce l'ho con te? Ti sto dicendo la verità! La tua verità mi farete. Se a me mi beccano mi danno 15 anni lo stesso. Io sono innocente, capito? Io non c'entro niente! Chiaro! Che se ti vengono attribuiti tutti quei delitti, la revisione del processo non te lo faranno mai! Ma allora perché stai a fare tutto questo? Eh? Mara? 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 Amore. Ma che sei matta? Tu mi vuoi far morire? Ti ho messo paura, eh? Tanto, tanto. Allora, poliziotto, cosa hai scoperto? A parte che siamo con la merda fino al collo. Vediamo, Primo, Ferrante viene condannato da una giuria popolare composta fra gli altri da un farmacista, De Zan, una zitella, Messori, e uno strozzino, Bozzi. Secondo, Ferrante evade. De Zan e la Messori vengono uccisi a qualche giorno di distanza. Bozzi, minacciato, sfugge alla morte nel garage. Terzo, in tutto questo si inserisce una candida incosciente che saresti tu che dice di aver intravisto e udito la voce dell'assassino. Quarto, io concludo che il principale esponente, ossia Ferrante, non è colpevole perché è mancino. Ma allora scusa, non abbiamo l'assassino, non abbiamo il movente, abbiamo solo una falsa pista? O è qui che mi rimane la speranza di essere ammazzata? No, non ancora. Al di là di Ferrante che chiaramente qualcuno qui vuole incastrare, Bozzi, De Zan e la Messori sono legati da qualcosa che è fuori dal processo. Io una pista ce l'ho. E quale sarebbe? Peretti. Me ne ha parlato la moglie di De Zan. È un grossista di ceramiche. Buongiorno. Buongiorno, desidera? Il dottor Peretti. Sì, a te. Dottor Peretti, c'è una persona per lei. Sì, d'accordo. Si accomodi. Grazie.
Certo che mi ricordo. Sono storie che non si dimenticano. C'è una piccola differenza, però. De Zan non fu fatto prigioniero. Lui in Germania c'era scappato dai suoi amici tedeschi. Ma perché in Germania? Lei si dimentica che eravamo nel 44. Se De Zan fosse rimasto a Padova, non avrebbe certo fatto una fine migliore di quella che ha fatto. Per motivi politici? Lasciamo perdere. Che cosa ha fatto questo signor De Zan? Io ho bisogno di saperlo. Guardi, io ho già detto più di quanto volessi. Non insista. Lasci perdere questa faccenda. Allora dai, riparti con la musica. Sciolta, più sciolta. Ok, non va male, eh? Meglio, molto meglio. Ripeti un momento l'ultima parte. Vedo che ti interessa molto, eh? La colpa è tua. Ecco così. Sono giorni che mi trascini qui con la Orbita. scusa dello spettacolo. Bravo. Secondo me farai un buco nell'acqua. Guarda, ma... In che senso? Perché non accetta la parte o perché ci manda in esatto, bianco? così. Poggia Michele, sai che ti sinistra dico? Mi sono Adesso stufato di gira. vederti qui a fare la figura dello scemo. Senti il tempo. Quella lì spara sorrisi e scivola via. Bravo, così. Lasciala perdere, dammi retta. Ma io non la mollo. No. Non mi piacciono le sconfitte. A nessuno piacciono. Più svelto il movimento delle braccia, sempre guardando avanti. Esatto, così, brava. Ancora? Sì. Basta così. Visto Va quello bene. ti ha battuto in velocità. Allora rivediamo tutto domani, anche con i costumi, eh? C'è da perfezionare qualcosa, ma insomma, vabbè. Scusami, vengo subito. Non si può stare qui. Aspetto Mara. La può aspettare in sala. Va bene. Sandra? Sandra, ha preparato il vestito? Sì, l'ho finito adesso, è in sartoria, glielo vado a prendere. No, non fa niente, ci vado io, grazie.
Non ne posso più. Aiutami, ti prego. Su. Forza, non prenderla così. Tutte quelle domande, l'inchiesta, i sospetti. Dai, calmati. Entriamo. Cerca di non pensare. Ascolta la musica. Vengo subito. Non mi lasciare, ti prego. No, non ti lascio. Su, rilassati. Un secondo e torno. Signor Bozzi? Signor Bozzi? Signor Bozzi, apra! Apra, signor Bozzi! Bozzi! Apri! Ma insomma, la vuoi smettere di rompere l'anima alla gente? No, scusi, signora, è che dovevo parlare urgentemente al signor Bozzi. Ma il signor Bozzi è partito stamattina. Che cos'era tutto quel fracasso? Quel maledetto di Bozzi se n'è andato. Senti, Lucas, io sono stanca. Non ce la faccio più. Ho deciso di partire. Tu fai pure quello che vuoi, rivolgiti alla polizia. Ma io sono stanca. No, qui l'unico che può essere stanco sono io. Allora stammi bene a sentire. Io sono stufa di te, stufa di farti giocare al poliziotto, stufa di tutto, lo capisci? Di tutto! Paolo non c'entrava niente ed è come se l'avessi uccisa io! Su. Io ho bisogno solo di 24 ore di tempo e poi faremo tutto come dici tu, va bene? Lucas, non hai dormito tutta la notte? Perché non vai un po' a riposarti? Padova? E adesso che c'entra Padova? Qui si nasconde la verità. Le due vittime erano di Padova. Anche Bozzi. Anche Peretti. Io non ci capisco più niente. Vado a preparare il caffè. Pronto? Sono Bozzi. Mi stia a sentire. Sto andando a Padova. No, non gliela faccio più. Ho paura. Le dirò tutto. Ho deciso di parlare. Lo so che lei ha intuito la verità. No, non serve. La prego, si fidi di me. Faccia presto. Si sbrighi, non ce la faccio più. A Padova le farò trovare un mio messaggio all'albergo Majestic. Mi raccomando, faccia presto. La prego. Senti, Luca, non ti fidare. Perché non pianti tutto e non ti rivolgi alla polizia? Non lo dico solo per me. No, cara. Oramai arrivati a questo punto. Ce la dobbiamo cavare da soli. Ma è assurdo. E poi non riesco ancora a capire perché Bozzi si decide a parlare proprio a Padova. Poteva benissimo dirti tutto qui. Non lo so, avrà avuto le sue ragioni. Forse si sente più al sicuro. E se fosse una trappola? Stai attento, ti prego. Non preoccuparti. Ormai siamo alla fine. È l'ultimo rischio che dobbiamo affrontare. A casa mia sarai al sicuro. Rosa è una donna in gamba. Questa sai usarla? Ciao Rosa. Benvenuto, signor Lucas. Buongiorno, signorina. Vi stavo aspettando, gli prendo la valigia, lascia. Grazie, Rosa. Allora aspetto una tua telefonata. Sta tranquilla, a presto. Mi raccomando. Ciao.
Signora, per cortesia, mi può indicare Piazza Duomo? A 300 metri a sinistra. Tu, sta attento, no? Voglia miseria. Ma non so. Ho sentito il portiere gridare. Pare che sia la Roma. Buongiorno. Ecco, buongiorno, buongiorno. Sì, c'era accordato. Cosa gli hanno sparato? No, io l'ho accordato. Ehi, senta, cosa è successo? Hanno ucciso un uomo nell'albergo. Ma è successo? Chi era? Come si Mi chiamava? pare un certo Bossi. Scusi, da quando non abita più qui la famiglia del Zan? Come dice? Sì. Sì, sì. Va bene, sì, sì. Buongiorno, la casa di Smeralda Messori. Ah, la signora è morta pochi giorni fa. La nonna è stata a Roma. Ma non li legge i giornali. Che sei rimasto il vecchio comunque. Vaga su per quella scala. Grazie. Cosa vuole? La casa di Smeralda Messori, è questa? È lei il padre? Perché sta cercando mia figlia? Perché aveva paura sua figlia? Di chi aveva paura? Non c'è razionalità negli eventi. Lei non aveva colpa. Forse. Poi un giorno ha avuto paura insieme agli altri.
De Zan e Bozzi? Cosa contano i nomi? Io non posso dirle più nulla. Sono solo un padre. Indaghi ancora se proprio ne ha voglia e quando crederà d'aver trovato, sarà tornato ancora una volta al punto di partenza. Il signor Bozzi aveva qualche parente o un amico di famiglia? No, nessuno. I vecchi sono morti sotto i bombardamenti in tempo di guerra. Lei conosceva bene il ragioniere? No, mai visto. Sono qua da pochi anni, sa. Ah, sì, che ne avevo sentito solo parlare. Poi stamattina ho saputo della brutta fine che gli ha fatto, poveretto. Mi dispiace proprio. Una brutta morte. Io conoscevo ben però le signorine Ferretta, e le uniche restate dal periodo della guerra. E puoi parlare con ore? Ultimo piano, interno 3. E non è mica tutta a testa a posto però. Lei è il dottore? Lina! Dove sei, Sì, Lina? adesso viene. Signora, si ricorda Giovanni Bozzi? Bozzi? Sì, il vostro No. vicino, durante la guerra. Se ne ricorda? Ecco.
Signora, si ricorda questa canzone, La guerra? La guerra, ma ora non c'è più. E Bozzi? Giovanni, che belle feste faceva. Noi andavamo a ballare. Lei non voleva mai. Diceva che la bambina si svegliava e la bambina dormiva con il suo fratellino. Lui era più bello, però quando cercava il padre piangeva sempre. Chi era quella donna? La madre, quella che stava qui di rimpetto, nell'appartamento di Bozzi. Si chiamava Smeralda Messori? No, quella era cattiva, gelosa. Lina, dove sei, Lina? Io ho voglia di dormire. Che cosa desideri? Io non credo di conoscerla. Chi è lei? Cosa vuole? Mi scusi, come si chiamava quella donna che era ospite di Bozzi, il vostro vicino? Chi era? Una povera disgraziata che voleva soltanto nascondersi con le sue creature. Sono loro? Risponda. Sono loro? Sì, sono loro. Come si chiamavano? Che ne è stato? Bozzi è morto ormai. È una lunga storia. Sì, pronto. Ah, buongiorno, signor Lucas. Sì, ora gliela chiamo. Attendo un attimo. Signorina Mara, al telefono. Grazie, Rosa. Pronto? Ciao. Tutto bene lì da te? No, l'hanno ammazzato. Ho scoperto la verità. Ti dirò tutto a voce. Prima devo sistemare questa faccenda. Ciao. Mi dispiace lasciarla sola, ma stasera abbiamo il parroco a cena e mio marito ci tiene, sa, con me. Non si preoccupi, Rosa, vada pure. Lucas dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Buonanotte. Grazie, signorina, buonanotte. Pronto? Sì, sono io. Ah, è lei? No, guardi, mi dispiace, non l'ho ancora letto. Come ha fatto a trovarmi? Chi le ha dato questo numero? No, non insista. Non ho voglia di uscire. Finirai come De Zan, la Messori, non hai scampo.
ferma! Ferma, non spari! Non spari, signori, sono amico! Mi chiamo Pasquale Ferrante, il signor Lucas mi ha chiesto di stare qui a sorvegliare la villa, ma purtroppo l'assassino è riuscito a scappare. Non si muova. La stavo aspettando. Quando ha cominciato a sospettare? Un giorno l'ho vista entrare nella sinagoga. Ma che senso ha? Una vendetta dopo 30 anni. Lei non può capire. Non è facile dimenticare per chi ha avuto la famiglia distrutta. Non è bastata la fine della guerra per cancellare il ricordo della morte. Mia moglie e i miei bambini erano nascosti a Padova in casa di Bozzi. Lo credevamo un amico. Invece li ha consegnati ai tedeschi, perché erano ebrei. Molto più tardi ho saputo che Smeralda Messori, l'amante di Bozzi, lo aveva spinto a denunciarli. Morirono al campo di sterminio di Belsen, un anno dopo. Solo il bambino si salvò. Adesso capisco il significato delle telefonate, i pianti, le urla, il forno crematorio, i Doberman. Faceva parte della vendetta. Dovevo essere certo che avrebbero capito perché stavano morendo. Ma De Zan, cosa c'entrava? Era un collaborazionista dei tedeschi. Fu lui materialmente a farli arrestare. Ho impiegato 20 anni per scovarli tutti e tre. Poi un giorno sono riuscito a metterli insieme in una giuria popolare. Io volevo guardarli in faccia. Loro stavano giudicando un uomo, Ferrante, ma era il mio processo. Erano loro per me i veri imputati. Presto, Lucas è già qui. Adesso sa la verità. Naturalmente vorrà denunciarmi. Questo è da vedersi. Lucas. Non è detta l'ultima parola. C'è qualcosa che deve essere ancora spiegato. Mio padre non avrebbe mai ucciso. Lui si sarebbe accontentato di guardarli in faccia. Io no. Stai zitto, Carlo. Stai zitto, ti scongiuro. No, papà. Devono sapere la verità. Diciamo che l'idea della vendetta mi è venuta quando Pasquale Ferrante è evaso. Lui doveva sembrare il colpevole. E deve sembrarlo anche adesso. Allora non mi ero sbagliato, avevo ragione. E lei lo sapeva. L'ha saputo soltanto quando è stato necessario. E avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di coprirmi. Perché non l'ha fermato? Non potevo. Tu non ti devi vergognare di quello che ho fatto. Quella gente era colpevole.
Doveva morire, doveva! Ti ricordi quando me ne parlavi? Quando dicevi che non potevo capire perché ero ancora un bambino? Mi parlavi come se fosse stata una disgrazia, ma tu lo sapevi che non era così. La mamma l'hanno uccisa con le loro mani. Lo capisci? Tu sei pazzo. Tu lo sai. Tu lo sai che io non sono pazzo. Non lo eri nemmeno tu quando mi hai detto la verità. Quando pensavi che qualcuno l'avrebbe fatto per te. E mi guardavi. Mi guardavi. È orribile tutto questo. Solo ora mi rendo conto. Abbiamo vissuto tutti e due nel delirio. Perdonami. No, papà. Dobbiamo andare fino in fondo. Doveva essere fatto. Dobbiamo uccidere anche loro. E devi farlo tu. Così capirai quanto costa uccidere. No. Dai, uccidili! Uccidili! No.